Com'è prima di uno spettacolo? Prima di uno spettacolo uno ha mal di testa, uno ha sonno, l'altro sta organizzando il pranzo di domani, molto importante. Il pranzo di domani, qua c'è un ristorantino fantastico a Mestre di pesce, tutto tranne che pensare allo spettacolo. Poi c'è un attimo in cui ognuno si concentra e dopo la magia. Cosa porta la magia? Allo spettacolo porta a cancellare i mal di testa, a farsi... Della gente, esatto, peraltro, non solo i nostri, di tutti. La magia è la magia dello spettacolo, nel senso tu puoi stare malissimo un attimo prima, ma quando sali sul palco e arriva la magia e sei lì in quel momento e adesso, quella è la magia dello spettacolo. Stiamo veramente dicendo questa cosa, la magia del qui ed ora. Bene, la magia del qui ed ora. Ma è diverso sul palco che non registrando le cose, ad esempio, che vi hanno fatto conoscere all'inizio, quindi qualcosa di preparato che dà dei tempi diversi anche di preparazione. In teatro noi accogliamo il pubblico accetta di seguire il nostro flusso folle, per cui è un divertimento vicendevole. Nei video noi facciamo, poi diamo in pasto alla rete, lo facciamo da soli però al momento del video, invece qui noi siamo sul palco a lavorare, ma anche il pubblico deve fare la sua parte. Perché tutorial? Tu che sei triestino, giusto? Quindi quasi in casa per noi praticamente. Perché tutorial? Perché è un tutor, è un tutoraggio quello che facciamo, solo con 2 T, perché ci occupiamo di tutto. Il tutor cosa fa? Si scambia informazioni con l'altro, la stessa cosa che facciamo noi, accompagniamo il pubblico in questo viaggio, che è un viaggio veramente particolare all'interno di un mondo surreale, ma con una parola chiave: contemporaneità. Parleremo infatti di TikTok, di social, di Reel, e li metteremo a confronto con Ungaretti, Galileo e un sacco di personaggi che di contemporaneo hanno poco. E rispetto ai precedenti spettacoli di Oblivion, cos'ha di nuovo? Sì, qualcosa di nuovo deve essere. Ma innanzitutto che parla di contemporaneità, e noi abbiamo analizzato tante cose del passato, Manzoni, la Bibbia, Shakespeare. Questa volta invece ci occupiamo dell'oggi, di quello che ci accade in maniera proprio forsennata. E poi c'è anche un linguaggio musicale nuovo, perché abbiamo abbandonato le basi musicali, siamo al total live, ma non solo con una chitarra come era in Rhapsody, il nostro ultimo spettacolo, e qualche cembalino, ma questa volta abbiamo proprio dei veri, cioè ci siamo trasformati nell'orchestra di noi stessi, e quindi il maestro Scuda rimane alla chitarra, ma con 50.000 pedali in più che ora fanno parte della nostra dotazione. Abbiamo la beatbox, abbiamo dei tamburi, abbiamo dei bidoni, abbiamo una chitarra, abbiamo un basso elettrico, insomma un sacco di roba, glockenspiel, cose elettroniche, cose da strada, c'è un sacco di casino in più. Ecco, questa è la vera differenza. Ho un pedale che solo premendolo alza e abbassa il Mose, cioè per dire... Bisogna allenarsi però appunto per alzare e abbassare il Mose, tra l'altro parecchio. Quanto vi allenate voi? Molto, e non è affatto divertente tutto l'allenamento che facciamo, però serve a diminuire un po' lo stress durante la performance. Quando uno arriva che è tutto un po' più automatico, non a eliminarlo, è tutto molto stressante, si diverte solo chi viene a teatro, noi non ci divertiamo per niente. C'è da dire che in questo spettacolo il pubblico si diverte, ma andiamo talmente veloci che lo sentiamo che è un po' così, sulle unghie, no? Dici aspetta, se applaudo perdo la battuta, e quindi percepiamo anche la tensione dall'altra parte. Infatti alla fine tutti chiedono lo zabaione, cioè si esce, vendono lo zabaione dopo il nostro spettacolo. E quindi c'è sempre, diciamo, un limite temporale, non limite, che non c'è mai un limite a niente, però è bene stare nei 10 minuti come nei 90 di questo spettacolo. Sì, il nostro limite fisico, che fra un po' si abbasserà sempre di più, fra un po' faremo spettacoli di 25 minuti, 20, con l'età che avanza. Ecco. Poi il tempo è la moneta di scambio che il pubblico ci dà, ci affidano il loro tempo, e allora noi cerchiamo di fare spettacoli sempre più piccoli, oppure in futuro magari faremo, come le serie TV, spettacoli a episodi. A rate, come i nostri mutui.